con Michela Martinelli. Michela, il primo ambientamento, adesso sei qui ai nostri microfoni, quindi puoi dirci più o meno in questo paio di mesi come ti stai trovando in questa squadra. Ma sinceramente mi sono trovata subito bene, è un bellissimo gruppo, una grande squadra, ci sono un sacco di potenzialità e adesso stiamo cercando di lavorare per metterle poi sul campo, quindi bene. Oggi è arrivata una vittoria dopo quella di domenica scorsa. La cosa positiva è che non ha ancora subito gol il Vittorio Veneto. Sì, è positivo, è un obiettivo sicuramente stagionale, è quello di far bene, di provare a salire e da parte mia, essendo difensore, anche di non prendere gol. È 2-2, quindi per il momento è bene. Più 2 di Coppa? Più le 2 di Coppa, giusto. Secondo te la prossima, adesso ci sarà la pausa, la ripresa del campionato con la prima in casa al Barison finalmente, si dovrà continuare sullo stesso piano? Sì, assolutamente, adesso abbiamo una settimana appunto di sosta, quindi possiamo lavorare bene, prepararci per questa prima in casa ufficiale e niente, l'obiettivo appunto rimane quello, quindi noi cerchiamo comunque di fare sempre bene. Laura, seconda giornata, 3-0 oggi qui a Padova, prime impressioni dopo queste prime due partite? Diciamo che domenica abbiamo sofferto un po', soprattutto a centrocampo dove non si riusciva benissimo a giocare la palla e abbiamo sofferto anche un po' le loro ripartenze in velocità e ci hanno messo in difficoltà varie volte su alcune azioni, con la verità siamo state anche abbastanza fortunate. Oggi siamo partite subito bene, abbiamo attaccato subito alte e la partita si è messa subito bene dal primo tempo, quindi sono abbastanza soddisfatta della prestazione che abbiamo fatto e diciamo che già dall'inizio l'abbiamo messa sul binario giusto. Poi nella ripresa subito ancora concentrate come chiedeva il mister e è arrivato anche il tuo gol. Sì, anche il secondo tempo il mister ci aveva chiesto di partire subito concentrate come nel primo e sì, è arrivato il gol, ha battuto il calcio d'angolo e su un lancio di Karin dalla destra ho stoppato la palla e l'ho messa sul secondo palo e è stata brava anche lei a mettermela lì che ero libera praticamente. Ora testa ancora alla prossima, arriva l'Oristano in casa, finalmente si gioca al Barison dopo un lungo periodo d'assenza per così dire. Sì, ci sarà la domenica di stop e poi in queste 2 settimane prepareremo bene la partita contro l'Oristano che è una squadra che non conosciamo e quindi cercheremo di lavorare un po' su tutti gli aspetti, quindi abbiamo il tempo giusto per prepararci bene. Allora rettifichiamo allora mister un attimo che non si giocherà al Barison perché c'è l'impegno della prima squadra maschile, comunque oggi a Padova 3-0 contro il Padova, prestazione sulle righe diciamo per questo Vittorio Veneto perché si è impegnato dal primo all'ultimo minuto. Sì, è quello che ho chiesto alle ragazze perché sapevamo di incontrare una squadra piena di entusiasmo su un campo in sintetico dove non siamo abituate. E le ragazze sono state spettacolari dalla prima all'ultima per 95 minuti. Abbiamo praticamente comandato noi la partita per tutto dal primo minuto al 95esimo, sbagliando praticamente 3 passaggi in 95 minuti. Quindi continuiamo su questa strada, c'è sempre da migliorare e adesso abbiamo il meritato riposo domenica prossima e ci prepariamo bene per la partita con l'Oristano. Nota positiva ancora una volta, dopo le partite di Coppa e la prima di campionato, la porta inviolata. Sì, il merito di tutte e 11, quindi si incomincia dall'Adriana De Martin che è il punto di riferimento davanti sino alla Ciucchi, quindi il merito di tutti i risultati e di tutta la squadra e anche di chi entra o che subentra all'inizio della ripresa perché i risultati si ottengono solo con la compattezza di tutte 20-22 le ragazze, quindi l'impegno ad edizione sono solo la base per ottenere questi risultati. Tatticamente comunque era un Vittorio Veneto veramente messo bene in campo e anche questo ovviamente ha fatto la differenza. Le ragazze hanno tutte qualità superiori alla media, se fanno quello che sanno fare per tutta la partita e per tutte le partite non possiamo solo che toglierci delle soddisfazioni e dobbiamo essere brave a non avere cali di tensione o siamo belle, siamo brave e non entriamo cattive, quindi lì bisogna lavorare e mantenere questo standard. Allora mister Murro, Padova leggermente diverso rispetto alla partita di Coppa che forse è un po' peggio, cosa ne pensa?
No, peggio no, direi meglio sotto quell'aspetto là. Noi abbiamo fatto un buon primo tempo, perché effettivamente il primo tempo si è chiuso 1-0 per il Vittorio Veneto e il gol è stato una perla, perché è stata un'azione manovrata di prima, dove per una difesa è difficile chiaramente fronteggiare un'azione con una palla di prima messa dietro le spalle della difesa, dove mi pare che fosse la Piai, se non vado errato, è una giocatrice chiaramente di un'altra categoria, si vede come si muove. E lì però il primo tempo penso che sia stato un primo tempo abbastanza equilibrato, con padronanza del campo e anche del pallone in parti uguali sotto quell'aspetto là. Secondo tempo noi purtroppo siamo una squadra giovane, non abbiamo ragazzi di 38, 34, 35 anni come vedo che ha il Vittorio Veneto, che fanno l'ossatura della squadra e dettano bene gli equilibri. Noi abbiamo preso l'1-2 in maniera abbastanza, si poteva evitare perché con la difesa completamente schierata, si può dire, e abbiamo preso quell'1-2 e la squadra giovane chiaramente ci siamo di nuovo disunite sotto questo aspetto qua. La differenza la fa questa. Noi dobbiamo partire dal presupposto che questi sono dei limiti su cui partire perché possiamo crescere, abbiamo una squadra giovanissima e deve essere questo lo stimolo nostro. Non siamo una squadra chiaramente matura, con persone chiaramente già ormai strutturate in queste categorie e in categorie superiori, però vediamo che, ripeto, di partita in partita si vede questi miglioramenti, queste crescite continue, e sotto questo profilo qua dobbiamo esaminare la partita, non in altri profili, perché sarebbe completamente sbagliato, ecco. Sul fatto della giovane età le diamo atto sicuramente che la sua squadra è giovane, giustamente, non si può dire di no. Comunque la domenica scorsa con l'Unterland Damen avete recuperato una partita dove eravate sotto. Sì, effettivamente è vero, questo dimostra proprio il fatto che, ripeto, se anche questa partita qua, probabilmente se non becchiamo subito nel secondo tempo il secondo e il terzo gol in maniera abbastanza veloce, forse ci sarebbe stata anche un'altra partita. Fa parte chiaramente della giovinezza che porta a essere fragili sotto questo aspetto qua, e questo purtroppo lo paghiamo caro, insomma, ecco.